Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona ed è velocissimo Plitvice Daghi con all'esterno Numero Ulisse Leo. 2 Assisi Pax Ulisse Leo che va al comando mentre ha squalificato. sbagliato Assisi Pax. Tra i penalizzati è partito bene come preventivabile Quincy Frontline, che è già in sesta posizione, aggira il gruppo, cerca di portarsi in avanti. Intanto Ulisse Leo cammina. Fa 15,2 per i primi 200 metri, Plitvice Daghi in seconda posizione, in terza Alvaro Soler, in quarta Sympathy Trio, di fuori scoperto c'è Quincy Frontline che avanza con decisione, poi Bomber Alter che scavalca Ohan dei Greppi, si porta in seconda pariglia al largo, dopo 400 metri passati in 30,8. Punta in avanti in terza corsia Vischio Holz, che ha trovato un mezzo anticipo e poi sbaglia Vischio Holz, che stava avanzando con decisione, nel frattempo è sfilato al comando. Numero Quincy 12 Frontline. Vischio Holz squalificato. In seconda posizione così rimane Ulisse Leo, di fuori scoperto c'è invece Bomber Alter, terzo in corda Plitvice Daghi, avanti ad Alvaro Soler, poi Sympathy Trio che va a fare la seconda pariglia esterna dopo 800 metri in 1,1,6. Quincy Frontline a condurre nei confronti di Bomber Alter, poi Ulisse Leo, quindi sempre Sympathy Trio, il chilometro se ne va in 1,17,8. Terza pariglia al largo per Ohan dei Greppi, che precede Aligero dei Rum, il quale muove in terza ruota un giro dalla fine. Quincy Frontline che controlla all'avanguardia, Aligero dei Rum che si muove con decisione in terza ruota, precedendo le mosse di Zambana e anticipando Zuma Horse che va in quarta ruota. Trova l'anticipo anche da parte di Sympathy Trio che muove per aggirare Bomber Alter. Intanto Quincy Frontline continua a controllare dalla miglior posizione, quella di testa, fa 16 la curva di destra, si porta sempre in scia Ulisse Leo. Quindi ancora Plitvice Daghi, Aligero che fa fatica a scavalcare Sympathy Trio, si muove dalle retrovie Amore Stecca in mezzo alla pista, precedendo Azalea Jet, la rete line 15,4, attacca con decisione ora Ulisse Leo che mette mezza avanti a Quincy Frontline, Aligero De Run che prova ad inseguirli, poi Plitvice Daghi ancora in quarta posizione avanti ad Alvaro Soler, è passato Ulisse Leo che prova a fuggire da Aligero dei Rum e Quincy Frontline, la piegata passata in 15, Ulisse Leo in vantaggio, è inseguito da Aligero dei Rum che ci prova, Ulisse che si difende, Aligero che attacca all'esterno, Aligero che va su Ulisse Leo, sul palo, Aligero dei Rum stampa Ulisse Leo al terzo posto e Alvaro Soler. 37 a chiudere, 1:18,1 il ragguaglio cronometrico preso sulla testa, vale meno per Aligero dei Rum, il numero 17 Roberto Ruvolo che interpreta il portacolori di Sebastiano Colibazzi, il 6 anni dalle BNRL, che nonostante percorso tosto in mezzo alla pista nel finale va a raccogliere Ulisse Leo che aveva provato a scappare sull'ultima curva. Nel finale lo coglie in crisi, finisce forte al terzo posto Alvaro Soler, il successo di Aligero dei Rum e Roberto Ruvolo.